bombe, le raffiche delle mitragliatrici, i bagliori delle esplosioni, i massacri della Prima Guerra Mondiale e la vita in trincea, tutto in una simulazione con gli effetti sonori e i video della guerra con tecniche multimediali. Il Museo della Battaglia di Vittorio Veneto rinasce e lo fa con una veste nuova. Tra i piani dell'esposizione suddivisi per sezioni tematiche. Al piano terra la trincea con la ricostruzione della vita dei soldati. Come combattevano, ma anche aspetti più logistici come ad esempio come si spostavano, come si curavano, come comunicavano fra di loro, fino poi ad arrivare a aspetti anche più intimi della vita del soldato, e cioè come passavano il loro tempo libero all'interno della trincea. La seconda sezione ricostruisce la vita della città occupata. Per un anno a Vittorio Veneto la popolazione ha dovuto convivere con i soldati tedeschi e austriaci. Nell'ultima parte, al terzo piano, abbiamo la visione del museo nella sua storia, da quando è nato nel 1936 fino ad oggi. Speriamo che con questo il museo riparta dando il giusto spazio allo studio, alla valorizzazione e alla conservazione dei materiali. Il museo non vuole spiegare, ma vuole raccontare tante storie, anche storie di guerra quotidiana, quindi storie di ordinaria follia. Un museo vivo che nasce dalla raccolta di cimeli e materiali della Prima Guerra Mondiale ad opera di Luigi Marson, e per anni, come ci racconta il nipote del fondatore, il museo non fu ristrutturato. Dal 1938 praticamente non erano più stati fatti interventi significativi nella sede museale e dunque è una seconda inaugurazione e rifondazione, fermo restando che buona parte del materiale, circa 2/3 di quello che è conservato in questo museo, appartengono alla raccolta Luigi Marson.